Ciao raga, bentornati nel canale. Oggi siamo a San Martino Buon Albergo perché mi hanno contattato gli organizzatori della Lessinia Legend per chiedermi se avevo voglia di fare la prova percorso, e quindi siamo qui io, il Giangi e loro, e oggi ci divertiamo, facciamo la prova percorso di questa gara. Nel frattempo siamo nel viale della partenza, questa è l'area team, e adesso qui più avanti sulla destra ci sono i parcheggioni dove lasciare le macchine, anche qua. Bene, partiamo. Come vedete oggi siamo un bel gruppone e i primi chilometri dovrebbero essere di statale qui, un po' di lancio, e poi dovrebbe iniziare subito a salire. Da quello che ho capito il percorso è più o meno metà salita e metà discesa, cioè non è che ci siano, non è molto intervallato, ecco, è una salita e una discesa, semplificando molto. Comunque super paesaggi. Qui si svolta a sinistra e si inizia subito a salire. Li vedo lì davanti, un bel muro proprio tranquillo. Si svolta a destra e si scende per qualche metro, da quello che vedo dall'altimetria qui, su asfalto. I primi chilometri, da quello che ho capito, sono fatti per scremare. Non ho mai provato questo percorso, per cui cerco di capire un po' come può essere dall'altimetria del Garmin. Qui si entra in un sentierino che però si allarga subito, e questi sono i primi metri di sterrato. Si rientra nell'asfalto e si ricomincia a salire subito. Qua si attraversa la strada e dall'altimetria vedo che sale di nuovo. Andiamo su, adesso è stata premiata con il miglior amarone al Vinicali. Questo è un pezzo che si fa anche al ritorno al contrario, no? Esattamente, solo bene. Che qua facciamo tutto l'asfalto fino in fondo, invece al ritorno a quel borgo lì vengono giù, mentre adesso andiamo un po' avanti. Vedo dal Garmin un profilo altimetrico abbastanza faticoso però bei posti. Al momento la salita è non molto regolare, nel senso si continua a salire, ma è un continuo aumento e diminuzione della pendenza, quindi un po' difficile fare un passo regolare, però bello. Il fondo non è male, c'è la linea pulita, sicuramente il giorno della gara sarà ancora più pulita, e chiaro, se si esce dalla traccia si fa un po' più fatica. Siamo tornati nel bosco, la strada è tornata sterrata, adesso c'è un pezzettino in ombra che in caso di giornata particolarmente calda non è male. In questo punto la salita è finita fino a qui e c'è questa strada bianca in pianura, leggera discesa, dove si può un attimo rifiatare. Adesso comincia a scendere un po', per poco, perché si risale subito. Allora ragazzuoli, è finita la salita. Dall'asfalto non ho fatto tempo a riprendere, è diventato sterrato su un fondo bellissimo, terra battuta con qualche sassetto, veramente una salita con una pendenza bella, nel senso che puoi sia respirare che farla forte, e se la fai forte ti stecca per bene,
e se no, se la fai con un rapporto un po' più leggero, puoi comunque recuperare un pelo. Recuperare non so se abbia molto senso, dipende da come siete messi. Siamo più o meno al 15° chilometro e quando è finita questa salita, che sono 7-8 minuti, inizia la discesa, che mi ha detto la prima parte è un po' facile, normale, e la seconda parte diventa un po' più tecnica. Adesso comunque andiamo a vederla. Si vede poco, sto cercando la linea più pulita. Là, anche qua è un po' larghino, ma la discesa è intervallata da qualche pezzettino che va in su, ma vedo un po' di su e giù nel Garmin, quindi adesso dovrebbe essere comunque tendente a scendere. Infatti, esatto, infatti adesso ricomincia a scendere. Qua su. Grazie. Scriviamo noi. Scusate. Grazie. Ciao, grazie. Adesso ci sono 500 metri di salita. Questo, ragazzi, credo sia il muro di San Vito, che è, da quello che sentivo, è il punto più duro della gara in salita. Infatti sto guardando la pendenza sul Garmin, mi viene male. Vediamo un po' di erba così non scivola. Vi confermo che era il muro di San Vito. Finito il muro si gira qui a destra, c'è un pezzo di falsopiano su e giù dove potete tornare a capire cosa state facendo, psicologicamente parlo. E adesso si scende, ciao, adesso si scende un pelo e tra poco, in teoria, mi hanno detto che si ricomincia a salire. Adesso siamo più o meno a metà gara, in cima al muro lì eravamo a metà gara, quindi vi dico, adesso la seconda parte dovrebbe essere molto più veloce rispetto alla prima, essendo che la prima è tutta salita e qui invece gran parte è discesa. Occhio! Vedi quando succedono queste robe qua la GoPro non è accesa? No, io la mia sì però. Ah, boh, Perché ho visto un'ombra, ho visto un'ombra. La mia sì. Si fa, dopo la discesa che avete visto, qualche su e giù su asfalto, qualche strappetto, adesso si rientra nello sterrato. Come vi dicevo, sono tutte adesso il percorso è tutto tendente a scendere, quindi sì, adesso viene la parte molto scorrevole. Anche qui comunque bisogna stare belli all'occhio. Guardate che qua si taglia meglio, evitate i sassi così, perché è proprio quel terreno che, se sbagliate a frenare, andate per terra secchi. Là, ragazzi, questo è un boschetto
che fa tutti strappetti di scesa, una figata. Devono finire di pulirlo ancora, ma veramente bello. Ci sono stati 2 canaloni lì che bisogna stare un po' su con le orecchie e niente, bello però. Allora, dopo la discesa che avete appena visto, c'è questa salita che è la penultima, metà in sterrato, metà in asfalto, di circa 1,5 km. Adesso si scende per un po' e dopo c'è l'ultima che è un altro chilometro. Ehi, cos'hai rischiato lì? Ragazzi, ultima salita, 1 chilometro di inferno, ma 1 chilometro. Raga, questa è la salita, la prima salita vera lunga che abbiamo fatto, e adesso la stiamo facendo al contrario, come vi avevo detto inizio video. Certe discese, cioè certe salite poi al ritorno si fanno in discesa, quindi tecnica pochissimo. Bisogna stare attenti sempre con l'uso del freno davanti, ormai lo dico in ogni video, ma è così. Ragazzi, finale di gara velocissimo, tra terra battuta così e asfalto. Adesso curva secca a destra e siamo negli ultimissimi chilometri qua. Figata. Eccoci, ha vinto lui, e dopo qualche bel chilometro di pianura siamo arrivati. Lì c'è il camper, là ci sono gli altri ragazzi che li abbiamo persi uno a uno a causa di rotture o problemi, e questo era il rettilineo di arrivo e di partenza. Abbiamo finito. Ragazzi, giro finito, veramente bella. La prima metà, come vi avevo detto, è tutta salita e intervallata da qualche discesetta veramente corta. La seconda metà è tutta tendente a scendere, una figata. Ultimi 5-6, forse anche di più chilometri di pianura veramente veloce, e dove c'è da menare, stare in gruppo, studiarsi bene, perché è bella dura la pianura, anche se non sembra. E ringrazio Davide, l'organizzatore, e Luca Bussola per avermi contattato, per aver fatto questa piccola collaborazione. Lui è quello che ha fatto i video col drone. E niente, ci vediamo in un prossimo video, spero che questo vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale e alla prossima.